Benvenuti al Pentecodi di Verona, dove vi salutano Nicola Roggero e Maurizio Iorio. La sfida è quella tra il Chievo ed il Cagliari, la sesta giornata di campionato. Sempre Cossu si ferma, poi lancia in profondità proprio per Acquafresca, la sua battuta lo vede però in posizione di fuorigioco. Riaudo che cerca di scavalcare Sardo, quale aspetta a mio parere la tamponata. Alla fine il pallone diventa buono per Matri, che poi viene fermato, quindi ancora a Riaudo, nuovamente Matri che entra in aria, sempre Matri, linea di fondo, Sorrentino se la cava due volte su Matri, grande chance per il Cagliari. Adesso a Costana al limite, prova una conclusione di esterno con palla che stava girando nell'angolo alto. Sarebbe stato un gol meraviglioso per il giovane francese. Ora Mantovani che prova a sprintare su Cossu, poi mette in mezzo un pallone, attenzione, Pellissier in aria, sempre Pellissier, il suo controllo, palla sul fondo con Pellissier che aveva addirittura scartato anche Granoce. Adesso Bogliassino, pallone in mezzo a Gazzi sul colpo di testa di Cesar. Qui partenza di Lazzari che va in mezzo, pallone che viene deviato, arriva Cesar che tra l'altro era stato ostacolato irregolarmente da Acquafresca a mettere in calcio d'angolo. E calcio d'angolo per il Chievo con Bogliassino che mette in mezzo, ancora Bentivoglio, pallone che schizza Costan. Sarà rimessa dal fondo, era regolare la posizione del francese. Riaudo è pronto a questo cross, anzi va a servire Nainggolan che cerca spazio per la battuta, la prova, Sorrentino, ben piazzato, la tiene lì. Rigoni in mezzo per Bogliassino che gira, trova l'avanzata di Sardo, può andare al cross Sardo, pallone in mezzo per Agazzi che riesce nel traffico a recuperare in due tempi. Sardo prova ancora, Sardo, Agazzi in due tempi, la tiene lì. Attenzione per il Chievo nel mucchio, pallone che viene agganciato da Mantovani che prova, Agazzi smanaccia sopra la traversa. Angolo che è battuto, Sorrentino, riflesso straordinario. Si porta il fischietto alla bocca De Marco, è 0-0, Cagliari che sale a quota 7 con il quarto pareggio a reti bianche del suo campionato, Chievo che si issa a quota 10. Dopo una sconfitta con la Juve ci volevamo riscattare, credo che difensivamente abbiamo giocato bene, in attacco un po' così, però guardando la partita credo che il pareggio è il giusto.